Ciao da Nicoletta e dal backstage c'ho Giada e proprio grazie a Giada che vi condivido questa riflessione perché è molto bella. È stata scritta da Osho e parla dell'amore e del dolore, che in realtà non dovrebbe essere un binomio che sta così tanto insieme, ma nella realtà di vita è così. Quando l'amore mette le ali e il cielo infinito fa paura. L'amore è doloroso perché apre la strada all'estasi, quanto è vero. L'amore è doloroso perché trasforma. L'amore è cambiamento, quanto è vero anche questo. Qualsiasi trasformazione è dolorosa perché occorre lasciare il vecchio per il nuovo. Il vecchio è familiare, è sicuro, il nuovo è assolutamente sconosciuto. Nel nuovo ti muoverai in un oceano mai esplorato. Per questa ragione nasce la paura. Quando lasci il vecchio mondo, confortevole e sicuro, nasce il dolore. È lo stesso dolore che prova il bambino quando esce dal ventre della mamma. La paura dell'ignoto, l'insicurezza dell'ignoto, la sua imprevedibilità ti spaventano moltissimo. Ma non si può avere l'estasi senza passare metaforicamente per l'agonia. Mi viene veramente in mente una nascita. Per purificare l'oro, esso deve passare attraverso il fuoco. L'amore è fuoco. È proprio a causa del dolore che l'amore procura che milioni di persone vivono una vita senza amore. Ma te la rileggo. È proprio a causa del dolore che l'amore procura, perché te la sto leggendo in diretta, non la conosco neanche io. Mi fido di Giada e quindi te la leggo. Che milioni di persone vivono una vita senza amore. Anche loro soffrono, ma la loro è una sofferenza inutile. Soffrire per amore non è soffrire invano, soffrire per amore è creativo, ti porta a livelli più alti di consapevolezza. Soffrire senza amore è un totale spreco, non ti porta da nessuna parte. L'amore più alto richiede che tu sia aperto, richiede che tu sia vulnerabile. È importante che tu lasci andare la tua armatura ed è doloroso. Non devi stare sempre in guardia. È giusto che tu abbandoni la mente e i suoi calcoli. Rischia, vivi in modo un po' pericoloso. L'altro potrebbe ferirti. È per questo che hai paura di essere vulnerabile. L'altro potrebbe rifiutarti. È per questo che hai paura dell'amore. Evitando la situazione non puoi crescere. Non si può crescere evitando. È necessario accettare la sfida. Occorre entrare nell'amore. È il primo passo verso Dio e non può essere aggirato. Quelli che cercano di evitarlo non raggiungeranno mai qui dice Dio, poi ognuno crede in ciò che vuole. Io ci credo, non raggiungeranno mai Dio. È una necessità assoluta perché diventi consapevole della tua totalità solo quando vieni stimolato dalla presenza dell'altro e dell'alto. Quando la tua presenza viene rafforzata dalla presenza dell'altro, quando vieni aiutato ad uscire dal tuo mondo chiuso, narcisista, e portato fuori sotto la volta infinita del cielo. Che bello! Quando vieni aiutato a uscire dal tuo mondo chiuso, qualcuno direbbe narcisista, c'è scritto proprio anche qui, e portato fuori verso la svolta infinita, la volta e svolta, tanti lapsus freudiani in questa pillolina infinita del cielo. L'amore è un cielo vastissimo. Essere in amore vuol dire mettere le ali. Naturalmente il cielo infinito fa paura. Inoltre lasciare andare l'ego è molto doloroso perché ci hanno insegnato a coltivarlo. Pensiamo che l'ego sia il nostro unico tesoro, l'abbiamo protetto, decorato, lucidato in continuazione e quando l'amore bussa alla porta, tutto ciò che ci occorre per innamorarci è mettere da parte l'ego. È doloroso, certo, è il lavoro di tutta una vita. È tutto ciò che hai creato, questo ego orrendo, questa idea che sei sempre separato dall'esistenza. La verità è che tu sei parte del tutto, il tutto ti penetra, ti vive, respira in te, pulsa in te, il tutto è la tua stessa vita. L'amore ti dà la prima esperienza in armonia con qualcosa che non è il tuo ego. L'amore ti insegna per la prima volta che puoi andare in armonia con qualcuno che non è mai stato parte del tuo ego. Si può essere in sintonia con una donna, con un amico, con un uomo, si può essere in sintonia con il tuo bambino, con tua madre, perché non puoi esserlo con tutti gli esseri umani? E se essere in armonia con una sola persona ti dà tanta gioia, quale sarà il risultato se sarai in armonia con tutti? L'amore è una scala, inizia con una persona e finisce col tutto. L'amore è l'inizio, Dio è la fine. Avere paura dell'amore, avere paura dei dolori, della crescita che l'amore procura, vuol dire rimanere chiusi in una cella oscura. L'uomo moderno vive in una cella oscura, è narcisista. Il narcisismo è l'ossessione più grande della mente moderna. L'amore crea problemi, puoi evitarli evitando l'amore. Ma quelli sono i problemi essenziali, bisogna affrontarli, vivere e passarci attraverso per andare oltre.
viverli, passarci attraverso per andare oltre. Può anche significare vivere magari una parentesi o darsi la possibilità di vivere anche per un certo periodo una persona. Poi quel che sarà, sarà. La cosa importante intanto è viverla. L'unico modo per andare oltre è di passarci attraverso. L'amore è l'unica cosa che valga la pena di fare. Tutto il resto è solo un mezzo. L'amore è il fine. Quindi, per quanto sia doloroso, entra nell'amore. Se non entri nell'amore, come hanno deciso di fare molte persone, rimani intrappolato all'interno di te stesso. Allora la tua vita non è un pellegrinaggio, non è un fiume che va verso l'oceano. La tua vita è una pozza stagnante, sporca, e molto presto resteranno solo lo sporco e il fango. Per rimanere limpido, continua a fluire. Il fiume rimane pulito perché scorre. Le persone che non amano si addormentano, diventano stagnanti e prima o poi, più prima che poi, iniziano a puzzare perché non hanno nessun posto da dove andare. La loro è una vita morta. L'uomo moderno si trova in questa situazione e per questo motivo nevrosi di ogni genere, follie di ogni genere sono dilaganti. Il disagio psicologico ha preso proporzioni epidemiche. Stavo guardando quanto lunga è, quasi finito, giuro. Questa nevrosi nasce dal tuo ristagnare, dal tuo narcisismo. Forse non ti uccidi prendendo del veleno o saltando dall'alto di una rupe o sparandoti, ma puoi suicidarti in modo molto lento e questo è proprio ciò che accade. Pochissime persone si suicidano tutte in un colpo, gli altri hanno scelto un suicidio lento, graduale, muoiono poco a poco. Ma la tendenza al suicidio è diventata quasi universale, non è vita questa. Ma la causa fondamentale è che abbiamo dimenticato il linguaggio dell'amore. Non siamo più coraggiosi da buttarci nell'avventura. La gente è interessata al sesso perché il sesso non è pericoloso, è il fenomeno di un momento. Non occorre coinvolgersi se non in quell'atto. L'amore è coinvolgimento, l'amore è impegno. Non è un fenomeno del momento. Quando ha messo le radici, può durare. Che sia un giorno, una vita o può diventare un impegno. L'amore è doloroso, ma non evitarlo. Se lo eviti perdi la più grande opportunità di crescere. Entra in esso, perché grazie alla sofferenza arriva una grande estasi. Sì, dall'agonia che potrebbe sembrare inizialmente qualcosa di forte, nasce l'estasi. Dovrai morire come ego, rinascerai come Dio, come Buddha. L'amore ti dà il primo assaggio del Tao, del sufismo, dello Zen, ti dà la prima prova che Dio esiste, che la vita non è priva di significato. Quelli che dicono che la vita non ha significato sono quelli che non hanno conosciuto l'amore. In effetti stanno dicendo che nella loro vita è mancato l'amore. Lascia che ci sia il dolore, lascia che ci sia la sofferenza. Passa attraverso la notte oscura e arriverai a una bellissima alba. Solo nel grembo della notte oscura il sole può evolversi. Solo attraverso la notte oscura arriva il mattino. Con te e senza di te. Il libro di Osho. Cosa dire? Non lo so, l'ho letta tutta d'un fiato perché è qualcosa che comunque, ripeto, non l'avevo letta nemmeno io all'inizio, ma mi fido di Giada, mi ha detto una bella cosa per te sull'amore. E in questo momento cosa dire? Secondo me anche dare la possibilità a qualcuno di viverci, magari senza impegno inizialmente, magari solo per il gusto di sperimentare cosa può nascere, cosa può esserci, solo per darci la possibilità di vivere giorno per giorno, senza troppe promesse, perché è il giorno per giorno che magari crea qualcosa di più bello, o magari comunque ci fa toccare dei picchi, delle possibilità di crescita importanti. Allora, vivi giorno per giorno e permetti a chi ti vuole bene di viverti, magari anche in un messaggio lontano, magari anche in un viaggio lontano, magari anche in una settimana un po' particolare, magari anche stando un pochino con quella persona e senza promesse, vivendola così. Sperimenta l'amore, vai oltre la paura. Ciao, ciao, ciao.